Prima volta si anticipa anche lo stato d'emergenza nazionale intervenendo con aiuti rapidissimi. Abbiamo stanziato 5 milioni di euro che prevedono un aiuto alle persone colpite dall'alluvione, specificatamente sia per le abitazioni, che vuol dire anche per cucine, bagni, impianti, che contributi che vanno rispetto alle diverse tipologie da 5.000 a 15.000 euro per arrivare a 20.000 euro per i condomini, quindi per le parti comuni. Diamo un contributo per gli autoveicoli, per l'acquisto o per la riparazione dello stesso fino a 10.000 euro di contributo, e poi anche un contributo per chi non può rientrare nella propria abitazione, ha bisogno di un alloggio temporaneo, con un aiuto che va dai 400 ai 700 euro al mese per l'affitto, incrementato per gli over 65 di 200 euro. Queste sono delle prime misure ovviamente, ma poi nella legge di bilancio ne inseriremo altre, però è la prima volta penso che a livello nazionale si faccia un'operazione di questo tipo.